Sassari che dunque ha la possibilità subito dal primo attacco di poter incrementare il suo margine, che già adesso è di 14 punti. Si riparte con lui e Dyson come piccoli, e poi con Sanders, Brooks e Laval a completare il quintetto. Trici insieme a Kyle Gibson, Bobby Jones e Jim e Morgan e Jordan Morgan per completare invece quello di Roma. L'arbitro Bettini dice che fallo in attacco prima di aver trovato il canestro, che infatti non viene giudicato regolare. Ce l'ha persa da parte di Sassari. Dyson stava giocando in palleggio all'ala, ha cambiato di mano dalla sinistra alla destra, ha dato di potenza verso il centro, un semigancio d'ala piccola più che da guardia, il canestro annullato per lo sfondamento. E ribadiamolo quel concetto, lo sfondamento con i piedi fuori, entrambi fuori dal cerchio, e con l'attaccante che deve essere in volo, insomma nel caso del terzo tempo di aver già staccato l'ultimo passo, nel caso di arresto a un tempo entrambi i piedi verso l'alto. Trici gira sempre per linee esterne da Bobby Jones e Jim, la tripla con tanto spazio presa da Trici, l'errore, la palla va davvero altissimo a prendersi questo poderoso rimbalzo e guardate mettere subito la palla nelle mani di come Jerome corre Dyson. la palla, ed è già dalla parte opposta. Stefano riscambia con Dyson solo perché aveva un precario equilibrio. Da quando gli abbiamo detto che non è necessariamente un tiratore, ha fatto 2 su 2 da 3 punti Jerome Dyson. Dyson è un giocatore che come opzione, ribadiamo, attacca il canestro, ma poi anche durante l'anno scorso col lavoro a Brindisi è cresciuto anche nel tiro. Lo ribadiamo, ci sono tanti giocatori che arrivano qui, ma questo è sempre successo, ma in passato arrivavano di qualità alta. C'era un discorso da fare sui rookie, no? Visto che Roma ha tanti rookie, e ricordo nel 2005 arrivò Genic a Roma e fece fatica. Adesso arrivano tanti rookie che vengono per imparare. Dyson non lo è, ma ha imparato come tanti altri, perché qui in Italia si deve e si vuole crescere, anche perché c'è una buona scuola di allenatori. Gibson con un probabile, mi sento di dire, fallo su di lui, non fischiato da parte degli arbitri. Alla fine l'ultimo tocco è stato un giocatore in maglia blu. Lo stesso Gibson continua adesso a protestare con l'arbitro Bettini. Ci pensa anche Luca Dal Monte, che adesso riceve un warning, avviso dopo la protesta, con Luca Weidman, uno degli arbitri di questa partita. Sosa adesso va da Brooks, Mattioli ferma il gioco perché evidentemente Dal Monte ha proseguito nelle sue proteste, e adesso arriva la grande T per il fallo tecnico contro la panchina. Dal Monte ha ammutolito, ma sì, davvero non ci sono molte altre espressioni. Logan trasforma il tiro libero, e tra le novità regolamentari di cui abbiamo parlato nella prima partita e con Fabio Facchini durante l'intervallo, il fatto che da quest'anno, quando viene fischiato un fallo tecnico in campo, non ci sono 2 tiri liberi possesso, ma un solo tiro libero e possesso da metà campo. Più 18 adesso, riscritto il massimo vantaggio del Banco di Sardegna, con Sosa che trova la Val, viene spostato appena riceve il pallone da Gibson, anche perché sennò gli sarebbe arrivata una schiacciata in testa. Adesso Sassari riprenderà con la rimessa da fondo campo. Sanders, partito forte, ha segnato i primi canestri della partita. Tra il fatto di essere uscito un po' dalle rotazioni e di aver raffreddato un po' la mano, ha anche sbagliato più di un tiro. 0 su 4 dall'arco dei 6,75 per lui. Trici prova a sfruttare il blocco di Morgan, fallo poi lontano dalla palla proprio di Raheem Sanders contro Melvin Ejim. Ejim stava prendendo posizione in post basso, lo vedete, ecco, questa è la sbracciata, braccio sinistro, l'ultima, mentre cercava di uscire dall'area, è stata giustamente giudicata fallosa. Tripla qui c'è un di fallo. Trici con fallo in uscita su di lui da parte di Edgar Sosa, ed è la seconda volta in questa partita che Trici molto rapidamente trova la conclusione da oltre l'arco, subendo il fallo nella circostanza del primo tempo, trovando anche la tripla al pari di Stipcevic, allora per un potenziale gioco da 4 punti. Pochi tiri liberi
in questa partita, a differenza di quella in precedenza. 2 su 3 per Sassari, 3 su 6 dopo questo errore per Roma, che continua ad essere più forte a rimbalzo. 21 quelli totali contro i 18 della squadra di Meo Sacchetti. Ce n'è un terzo che ricorda Mattioli ai giocatori che erano già andati a saltare. Che Trici sbaglia però 1 su 3 pesante, con 2 errori rispetto ai 3 tiri liberi a disposizione. Logan prova ad accelerare, la ributta fuori per Sosa con tanto spazio perché Bobby Jones è in ritardo. Errore, ma rimbalzo lungo che premia la gran velocità con cui Sassari prova sempre a giocare. Logan resta lì, Bobby Jones, che alla fine, dandogli la schiena, non può fare altro che andare a spendere il fallo contro il più piccolo e rapido avversario in questa circostanza. Dal Monte decisamente arrabbiato con i suoi dalla panchina, prova adesso a scuoterli con un applauso. 17 punti sono tanti, anche perché Roma il massimo sforzo, nel momento del suo massimo sforzo era rientrata massimo almeno 5, e comunque molto all'inizio della partita, molto presto dentro questa partita. Poi il margine è sempre stato gestito molto bene e adesso viene addirittura ampliato da Sosa. Finché la velocità di esecuzione di Sassari nelle sue scelte è questa, trovare i 20 punti con così tanto spazio sembra addirittura facile, Stefano. Qui avete visto l'aval, testimonianza della crescita di questo giocatore, ribadisco dei tempi, l'abbiamo visto in Italia la prima volta, è stato protagonista in attacco di una buona azione, dell'assist che ha permesso la bomba a Sosa e qui della chiusura difensiva. Dicevi facile, proprio parlavo di questo perché ribadisco la rapidità degli spostamenti di tutti i giocatori del Banco di Sardegna fanno sembrare facile cose che ad altri veramente non riescono così facilmente. Trici questa volta è più preciso dalla lunetta, va con il 2 su 2. Lui aumenta il suo score personale, adesso è l'unico oltre alla doppia cifra, soprattutto non c'è nessun altro giocatore di Roma vicino alla doppia cifra, mentre quelli di Sassari sono già 3, con Dyson a quota 10, Brooks a quota 11 e Sosa, che con la tripla segnata in precedenza è arrivato a 10 nella sua gara. Sosa per Brooks, ancora con tanto spazio, questa volta arriva l'errore. Ma se sei Sacchetti, Stefano, non puoi essere scontento per il fatto che questa tripla è uscita, perché sarà il 10° tiro che Sassari ha con un suo giocatore senza che ci sia opposizione difensiva di un difensore avversario. Oltretutto dopo uno scarico e quindi con la possibilità dinamica di andare a rimbalzo d'attacco con successo. Morgan, bel taglio di Trici che chiude il triangolo, arrivando a quota 15 nella sua personale sfida adesso alla Dinamo. Almeno la risposta di uno dei nuovi, e probabilmente quello da cui ci si attendeva di più, sta arrivando in casa Virpal. Se non è fallo in attacco sarebbe stata comunque infrazione di passi, di sicuro da rivedere. Gli arbitri scelgono per il fallo in attacco, l'infrazione di passi è stata commessa dopo, gli arbitri avevano già deciso comunque di andare a punire l'ex giocatore dell'Astana, e allora arriva il time out da parte di Meo Sacchetti per il 4-0 di mini parziale subito dalla sua squadra. Vediamo un dato, il Banco di Sardegna ha 5 falli fatti e 2 soltanto subiti. Stefano, scusami, concludo su questa immagine, piedi fuori e non fuori, l'azione comunque non era in salto, ma c'è il fallo in attacco, la posizione di difensore di Roma era corretta, quindi semicerchio o non semicerchio era giusto in questo caso chiamare il fallo. Dicevamo appunto di una cosa non consueta per la Dinamo, i 5 falli fatti. Dinamo non è una squadra che fa molti falli, il giocare difensivamente porta a fare più falli, come tutti ben sappiamo, quindi questi 5 falli fatti possono essere un dato positivo, perché è la testimonianza appunto di un impegno difensivo di un certo livello. Aumentare viceversa i falli subiti, andare in lunetta a tirare i tiri liberi è l'altro impegno. Per adesso non ne ha avuto bisogno la Dinamo, solo 2 su 3 ai tiri liberi, ma perché, ribadiamo, ha qualcosa come 13 su 18 da 2, 72%. Più che doppiata dentro l'area rispetto alla formazione di Luca Dal Monte, che tira 6 su 17 da dentro l'area, a dispetto di un 6 su 15 con il 40% invece da oltre i 6,75 m. Trici contro Logan, bel duello di agilità e rapidità tra i due. Bobby Jones, a cui viene armata la mano per un tiro da 3 punti, l'errore. Morgan vuole andare forte a rimbalzo e adesso ci dà anche una
bella risposta in quanto ad energia fisica, trovando poi anche un bel appoggio al tabellone. Ancora difesa a zona per Roma, sì, zona 2-3. E 6-0 di parziale aperto adesso per la squadra di Luca Dal Monte, che sta provando in qualche modo quantomeno a dare risposte. Bobby Jones prova in qualche modo a tenere Raheem Sanders, poi Egin bravissimo a leggere l'intenzione del giocatore avversario, a tagliare molto bene per chiudere quella linea di passaggio. Bobby Jones potrebbe ribaltare per vedere un Trici solissimo, alla fine la palla arriva nelle mani sicure di Kyle Gibson, anche se la palla gira sul ferro. Roma lotta per prendersi un altro imbalzo in attacco, l'ultima a toccare è chiaramente in tuffo un giocatore in maglia bianca. Nella circostanza dovrebbe trattarsi di Jeff Brooks, se non abbiamo visto male. Sta giocando molto bene l'Acea con discernimento, buone letture sulle penetrazioni, sugli scarichi. Proprio Brooks l'ultimo che ha toccato. 6-0 aperto, dunque possibilità di alimentare il parziale, che vorrebbe dire tentativo di recupero. Trici palleggia, resta e tiro in mezzo alle gambe, canestro in faccia a David Logan. Che azione da highlights e da rivedere di Brandon Trici. Meno 12 dal meno 20, 8-0 adesso. Gran rientro dell'Acea. Sosa per Brooks, seppur con spazio non se lo prende il tiro, va da Sanders. Trici su di lui, 7 però per chiudere l'azione d'attacco del banco. Sanders si complica la vita, palleggio ancora insistito, non poteva che finire con una persa questa azione. Troppo tempo con la palla tra le mani. Trici da 3 punti si alza corto questa volta, c'era superiorità numerica, Trici sentiva caldo. 3 contro 1, avevano una grande opportunità i giocatori di Luca Dal Monte. Sosa sta su tantissimo, che bravo in aria Stefano a capire qual è la scelta migliore per chiudere l'azione. Non è la prima volta che glielo vediamo fare. Questo giocatore che ha in questa caratteristica ha delle sicurezze, lui è lì, mentre gli altri in quella posizione vanno in difficoltà, lui è sicuro di quello che fa, lo ha sempre fatto. Roma ha perso un momento importante. E Egim adesso sparacchia dai 3 punti, fuori ritmo, trova a stento il ferro scheggiato Logan. Ultimi 4 minuti in arrivo del terzo periodo, va dentro quasi a rallentatore, ma lo fa per cercare di capire se c'è un compagno posizionato meglio. Alla fine trova lo spazio davanti a sé e con una parabola molto morbida ridà il più 16 ai suoi. A Gibson viene concesso questo coast to coast e lui giustamente se lo prende e ringrazia. Trova il canestro del meno 12. Adesso si va con grande velocità da una parte all'altra, le difese non stanno rientrando proprio in maniera ottimale nelle ultime 2 azioni che abbiamo visto sul parquet. Allora Roma intanto ruota i giocatori per il grande sforzo che hanno fatto nel cercare di recuperare 2 degli esterni di Luca Dal Monte, hanno chiesto il cambio, ritorna in campo Stipčević, vediamo se rimane a zona o va alla difesa individuale, ma Stipčević sta chiamando la uomo. Anche Todic e De Vecchi con D'Ercole, dunque tanti cambi dopo questa pausa. Ecco il gran canestro di Trici. Grazie al nostro Roberto Gambutti dalla regia, valeva davvero la pena a livello proprio di gesto tecnico poterlo rivedere. Todic, lo scambio veloce con Sosa che va dentro, sta ancora su tantissimo, questo lo sbaglia. Con Bobby Jones che non riesce a compiere il miracolo, meglio ce la fa perché la palla la tiene sì in campo, ma purtroppo è costretto senza trovare un compagno a ributtarla nelle mani di Brooks, regalandogli di fatto il canestro più facile della partita. Stipčević va da Kyle Gibson, De Vecchi su di lui con un'aggressività pazzesca in difesa. Morgan nell'angolo per Stipčević, rientra col palleggio, arresto e tiro, tutto molto ben eseguito. Rok Stipčević per la sua prima uscita in maglia acea. De Vecchi, 15 per chiudere l'azione. Logan con tanto di quello spazio che quasi non ci crede, ci mette un secondo in più per prendersi il tiro perché dice ma davvero non ho nessun difensore, io tiro. Fa bene perché trova una tripla importante. Ribadiamo, prendere i tiri buoni, i tiri liberi, non potevano prenderlo. Altri cambi ed è il primo passo sul parquet in questa partita con esordio dunque Supercoppa per Massimo Chessa, tornato a Sassari a gennaio, 12 gare prima di rompersi il piede in allenamento a fine maggio e di tenerlo out dunque praticamente durante i playoff. Tra l'altro infortuni alla caviglia anche 2 settimane fa, non gli dice bene in quanto a sfortuna. Qui probabilmente un'azione di passi di Bobby Jones che aveva accelerato restando con un solo palleggio e un passo in più, gli arbitri gliel'hanno perdonata, alla fine arriva comunque la persa. Todic in avvicinamento sbaglia anche lui dalla parte opposta, che se ricordiamo Stefano un prodotto sassarese importante che era tornato a posto dall'esperienza
nella seconda nostra divisione per ritornare a casa, e De Vecchi ci prende gusto come nel primo tempo. Non eravamo molto abituati a vedergli compiere gesti di questo tipo. Resta un tempo, bravissimo. Sarà allenato col cugino in estate, il cugino che porta il cognome Gallinari. Ribadisco, chi va col tiratore impara a tirare, questa è la regola. Stipčević, seppur con la sua classica meccanica, sbaglia il tiro aperto ed è di nuovo più 20 in un attimo. Tutto quello che Roma con tanta fatica è riuscito a fare, Sassari l'ha smontato in pochissime azioni. Logan ancora con spazio, questa volta va corto, il rimbalzo su cui arriva per primo De Ercole, bravo nella taglia fuori su Jeff Brooks. Arriva Stipčević da dietro che rinuncia al tiro perché Bobby Jones è in area, in posizione più comoda, ma davanti a Todic non è facile passare. Anche questo avrebbe potuto fare un palleggio di assestamento per trovare un angolo di tiro migliore. Pressa bene la palla Stipčević. Todic è vero che avrà 0 punti con 0 su 2 al tiro, ma come ci ha mostrato la nostra grafica, già 6 rimbalzi tutti catturati in difesa, e insieme alla Val il miglior rimbalzista difensivo della squadra. Giocatore a volte oscuro, Stefano, perché è oscuro quello che fa, ma sulla cui affidabilità non si discute proprio. E soprattutto un giocatore da partita importante, spesso ha fatto grandi performance soprattutto al tiro in partite decisive per le sue tante squadre in giro per il mondo. 7 gare in Eurolega nel lontano 2004-2005 per Todic con gli Skyliners, poi girate l'Europa, lo sappiamo, 9 squadre dal 2007 fino a Brindisi l'anno scorso, anche a Forlì in Lega 2 prima di arrivare a Brindisi, mentre qui ormai si dilaga, è arrivata anche la tripla a dare il più 23 che diventa adesso più 21 per Sassari. Sosa, e adesso c'è spazio anche per Brian Sacchetti sul parquet, con ben 3 italiani nel quintetto di coach Meo Sacchetti, che se non trova i primi 2 punti della sua partita. Brian Sacchetti, che era in dubbio fino alla vigilia di questa Supercoppa, aveva di fatto una costola fratturata, si è ristabilito giusto per poter esordire in questa prima manifestazione ufficiale della stagione 2014-2015. Stipčević prova proprio ad attaccare il filo di coach Meo, e secondo Mattioli arriva poi il fallo in attacco dell'ex barese su chi non poteva che essere Jack De Vecchi a prendersi lo sfondamento. Una perfetta esecuzione di un fondamentale difensivo: difendere sul giocatore dal lato della penetrazione nell'angolo, fintare di rimanere su di lui e poi all'improvviso fare uno scivolamento, chiudere la penetrazione e prendere lo sfondamento. Luca Dal Monte non può non chiamare time out. Tra l'altro, Stefano, per chi non se lo ricordasse, nona stagione consecutiva a Sassari per Giacomo De Vecchi, 265 gare giocate, ha chiuso il 2013-2014 con la media, con la più alta media minuti in A della sua carriera, ha giocato quasi 16, e tra l'altro ha un record. L'anno scorso non ha mai sbagliato un tiro libero, 6 su 6 in tutta la stagione, che sono pochissimi, chiaramente È ancora più difficile per ridere, quindi. però sui 6 tentativi, scusate, La legge non dell'uso e del sbagliamo nemmeno disuso direbbe che meno ne tiri più è facile sbagliare, e quindi il 6 su 6 premia la sua qualità. poco più di 30 secondi, sarà fine del terzo quarto, con Sassari decisamente in controllo, e con De Vecchi adesso che si è portato a 9 punti grazie al 3 su 3 dall'arco dei 6,75. Il giocatore più preciso è quello da cui meno ci si poteva aspettare una tale precisione. In prossimità della doppia cifra anche David Logan con 8. Dall'altra parte, come già detto in precedenza, in questo quarto Roma 0 su 6 da 3 punti, non bastano i 17 personali editrici, che sta tirando con 3 su 5 da 2, 2 su 4 da 3 e 5 su 7 ai liberi. Da non tralasciare la prova di Egim, che è vero che dice 0 punti, ma con 10 rimbalzi sta facendo un buon lavoro sotto i tabelloni. Un giocatore giovane, un rookie, un discorso dei rookie, Stefano, l'avevi parzialmente aperto prima, interessante sicuramente, perché il ruolo del campionato italiano nel panorama cestistico è cambiato, non solo perché non arrivano più grandi giocatori, ma adesso arrivano tanti giovani giocatori in uscita dal college a cui bisogna
continuare l'insegnamento della pallacanestro che hanno avuto fino all'anno prima. Parlavo prima appunto dell'arrivo di Jennings nel 2008, scusate, nel 2005, e uno che ha fatto 5 stagioni nell'NBA e fu dura per lui. Quest'anno arrivano 13 debuttanti, nessuno nei primi 60 del draft dell'NBA. Solo 9 dalla scorsa stagione sono 3 sono rimasti, sì. Quindi capite, prima erano un vertice dal quale apprendere e poi durante la stagione, quando vedevano esperienza, dai quali pretendere nel finale di stagione. Oggi è una base alla quale insegnare e sperare che questi insegnamenti poi possano essere proficui entro la stagione in corso, quindi di poter ottimizzare il lavoro che fai su questi giocatori prima che prendano il volo per magari palcoscenici più prestigiosi, e questo sicuramente è un problema che esiste. D'altro canto però durante la stagione da seguire è interessante il lavoro degli allenatori, dicevi Eddie, i tanti allenatori confermati, e se lo sono meritati, perché abbiamo visto dei miglioramenti incredibili. Pensate a quello che ha fatto Moretti con i 5 l'anno scorso esordienti a Pistoia, cambiando anche il loro modo di giocare da istintivo a più gioco di uno su squadra. Tutti Wanamaker è andato al Bamberg insieme a Trinchieri, si giocherà decisamente una fetta importante della sua carriera, un palcoscenico importante come quello che ha acquisito il campionato tedesco. E ora quindi dire era meglio prima, oggi questa è la situazione, questa è la realtà. Alle squadre ottimizzare le risorse, durante l'anno mostrare, e noi speriamo di vederli dai nostri schermi, i miglioramenti e l'evoluzione e la crescita di queste squadre, e che poi i giocatori italiani, 46,7% in percentuale delle presenze in campo, si guadagnino la possibilità di essere protagonisti. Sono sempre dell'idea che ce la dobbiamo guadagnare tutti sul campo. Stefano, l'ha in parte detto, voglio riprendere le parole di coach Piero Bucchi degli ultimi giorni. Mi sono riscoperto nelle ultime stagioni, lo sarà ancora di più in questa stagione, insegnante di pallacanestro, proprio per i nuovi giocatori soprattutto stranieri che arrivano, non tanto sugli italiani. Il ruolo del coach che in qualche modo obbligatoriamente deve cambiare anche per insegnare, per rispiegare alcuni concetti anche base della pallacanestro ai tanti giovanissimi che arrivano, perché uscire dal college a 23 anni ed arrivare in Italia vuol dire scoprire un mondo totalmente nuovo, dal quale poi dare, si spera come dici tu, ma dal quale all'inizio al quale insegnare. E per fortuna che è così, per il ruolo dell'allenatore, per la compiutezza. Io credo che nel DNA degli allenatori ci deve essere il piacere di dare prima di poi acquisire dalla squadra. Più dai alla squadra, più la squadra ti ridarà. Poi magari ci sono dei momenti in cui dici ma tutto quello che ho fatto non mi porta a niente. È una questione di lungimiranza. Lungimiranza è una parola che abbiamo un po' perso, è il mondo di oggi, no? Questo è normale, succede, e questo va ritrovata, va ritrovata. Discorso interessante, ma d'altra parte la fisionomia del campionato italiano è cambiata decisamente. Ma il mondo è anni. cambiato, e quindi anche di conseguenza il nostro campionato. Ce lo teniamo ovviamente così, con la speranza di poter scoprire durante tutto l'arco del campionato nuovi giocatori, nuovi talenti, davvero, certo. Di apprezzare giocatori che arrivano in un certo stato e lo acquisiscono ancora più importante durante la loro stagione in Italia, come è successo a tanti negli ultimi anni, perché tanti giocatori passati in Italia poi hanno trovato dopo una sola stagione l'Eurolega e non soltanto. Intanto torniamo sulla partita, perché è vero che ci sono 21 punti di vantaggio, ma va comunque ancora giocato tutto l'ultimo periodo, e Roma, anche con questo atteggiamento da parte dei suoi, Brandon Tricci, di buttarsi sul pallone, sta dimostrando di provare ancora a restare in questa gara, anche se mentalmente non è semplice stando sotto di così tanto. Viene asciugato il campo perché si scivola un po', c'è un clima meraviglioso qua in Sardegna. Ancora estate piena, quella che non si è vissuta tra luglio e agosto, e che qua fortunatamente per la gente di Sassari e non solo si può godere ancora ad ottobre inoltrato. Mattioli a consegnare la palla a Giacomo Jack De Vecchi, insieme a lui Dyson, Brian Sacchetti, Todic e Chessa. Adesso quintetto decisamente atipico, ma con tanto spazio giustamente lasciato da parte di coach Meo Sacchetti, a chi poi verosimilmente dovrebbe trovare meno spazio nelle partite che andranno a contare. Chessa 4 secondi, 3 secondi, buona difesa di Roma che costringe a stare molto lontano dal canestro. Sassari, tiro che arriva in tempo utile. Guarda caso è Todic, l'uomo di grande esperienza adesso sul parquet, che contesta questa palla in attacco ridando altri 14 secondi. Sacchetti con spazio, va da Todic e rinuncia
a un tiro aperto da 3 punti per trovare un canestro ancora più comodo del compagno di squadra. Trattandosi di un nuovo compagno di squadra, questo è un segnale di grande fiducia che c'è in un gruppo seppur nuovo e di cui Meo Sacchetti dalla panchina non può che essere contento. Deseu, spalla a canestro, la butta fuori per D'Ercole in avvicinamento, palleggio, arresto, tiro, tiraccio del neocapitano della Virtus, con Sassari che avrebbe voglia di provare ancora a correre. Raddoppio Dyson con proprietà di palleggio davvero notevole, va dentro con la destra, no look per Todic, se la trasforma, viene giù il Palasera di Mini, arriva l'errore, ma ciò non toglie che Dyson ha gestito come meglio non poteva quella palla complicata. Visto il punteggio, anche rischiato un po', avrà voluto raccogliere la palla, ma se lo può permettere in questo momento per il vantaggio del Banco di Sardegna. Prende appunti lo staff di Luca Banchi, Stefano, proprio davanti alla nostra postazione, con Mario Fioretti e Massimo Cancellieri, computer aperti, lavagne che scrivono tante nozioni in virtù di quello che, se non succede qualcosa di veramente clamoroso, dovremmo vedere domani, ovvero la potenziale finale di questa Supercoppa, anche se qui arriva la tripla. Eccolo qui Luca Banchi e il computer aperto, lo vedete. Il computer aperto di Mario Fioretti vicino a lui, suo vice tra l'altro nello staff insieme a Luca Dalmonte della nazionale con Simone Pianigiani. Todic sul più 20 trova la tripla, ricaccia indietro nuovamente l'Acia Roma, che ogni volta che ha provato con tanta fatica a risalire uno scalino è sempre stata ributtata indietro dalla squadra di Sacchetti, sempre letale nei momenti importanti di questa partita. Stipcevic da fuori, errore, rimbalzo di Brian Sacchetti, voglia ancora di provare a correre per il banco. Todic in punta, va da Brian Sacchetti, Chessa va dentro e trova 2 bei punti, facendo scattare immediato e automatico l'applauso della sua gente qui al Palasera di Mini. Sassarese Doc, tutte le giovanili qui, e giocò in A2 da giovanissimo con un ruolo importante. Eggi in palleggio, arresto e tiro, buon tiro dalla medio-lunga distanza adesso per il canadese di origini e passaporto nigeriane. Al di là di quanto ha prodotto al college, resta un giocatore di 23 anni che rientra a pieno, Stefano, in quel discorso che abbiamo fatto davvero pochi istanti fa. Dyson si prende la libertà di dare il nuovo massimo vantaggio, adesso è abissale la differenza tra le due squadre, non solo nel punteggio, 79-53. Luca Banchi cosa sta pensando adesso, posto che potremmo anche chiederglielo visto che è qui davanti a noi, ma pensando già a domani? Ma io credo che Luca Banchi stia ammirando quello che è la forza della Dinamo, sicuro sta già preparando gli aspetti tattici e la gestione dei quintetti magari piccoli per opporsi all'atletismo. Milano e Sassari protagoniste nei playoff con il 4-2 milanese, con Milano che, Stefano, ricorderai la statistica qui in Sardegna è sempre passata contro la Dinamo, e anche in quei playoff delle 4 vittorie di Milano 3 sono arrivate qua al Palasera di Mini, e soltanto quella in gara 1 aveva prodotto il vantaggio del fattore campo a Milano, che poi la qualificazione per andare in finale contro Siena se l'era conquistata qua proprio al Palasera di Mini. Si riaffronteranno dopo che Sassari invece aveva vinto al Forum la prima partita del suo cammino in Coppa Italia e che aveva fatto tremare vincendo tra l'altro le sue 2 partite nei playoff in quel 4-2, non qua in casa ma sul campo di Milano. Ma la capacità del Banco di Sardegna di andare contro quelli che sono i pronostici è legata anche al tipo di gioco e il tipo di approccio che ha alla partita, e poi dall'altra parte c'è la solidità da sempre di Milano nei campi importanti per riuscire a imporre il proprio gioco. A vedere se nel giro di meno di 24 ore sarà possibile tentare il recupero di David Moss e provare magari a dare qualche minuto a Sean James. Bravo Eggi, ma contestare addirittura a Cousin questa palla sotto il tabellone difensivo di Sassari. Cousin appena ritornato sul parquet, bravo davvero Eggi, guardatelo qui con lo schiaffetto per Deseu, che produce il gioco da 3 punti perché il belga è arrivato fino al ferro e avrà anche il tiro libero a disposizione. Ma, tornando a Roma, che ribadisco è squadra che ha ampi margini
di miglioramento. Per Egim 12° rimbalzo della sua partita e 4º in attacco. Questi sono dati che testimoniano le potenzialità di questa squadra. Chiaramente non ha un secondo centro di riserva della struttura delle squadre di primo livello, però Morgan è un giocatore intelligente, potrà usare quintetti con Deseu numero 5, però è importante e fondamentale che, ribadisco, l'anima di Rok Guarda Stipčević. Egim, Stefano, cosa è andato qui a combinare un'altra volta in 2 azioni consecutive, ha sorpreso Cousin, mancato taglia fuori, tocco ancora per cercare di prendere il possesso in attacco e fallo subito. Dicevo quindi che Stipčević e Jones diano l'anima, il carattere a questa squadra. E poi voglio ricordare il grande Gigi Datome ha avuto tanto negli anni romani dalla vicinanza con Jones, e può darsi che questa Egin del 91, sto rookie, possa trarne anche lui buoni vantaggi. 23 anni, nato a Toronto. Qui la palla arriva nelle mani di Kyle Gibson, dicevamo un giocatore importante su cui punta sicuramente quest'anno coach Luca Dal Monte. Ha avuto tanti problemi fisici in passato, addirittura nella sua carriera ha saltato un anno intero, lo scorso anno molto bene a Pistoia con Paolo Moretti, 29 gare su 35 della scorsa stagione per lui in doppia cifra, quasi 15 di media con il 37% da 3 punti, un massimo di 23 in campionato con Venezia. Brian Sacchetti con il tiro in allontanamento difficile, trova appena il primo ferro. Roma ha ancora voglia di provare a correre. Gibson per Egim, finta di andare da una parte, va dall'altra, adesso arriva con la complicità della difesa di Sassari molto facilmente al ferro con questo layup, che vuol dire 6° punto della sua gara, a cui aggiunge, come detto, 12 rimbalzi e 4 falli subiti. Gioco fermo adesso che l'arbitro Bettineva a fischiare un fallo. 4,52 alla fine, 20 punti di vantaggio del banco. Deseu, lo rivediamo, commettere fallo su Marco Cousin. Un fallo per l'Acea in questo quarto. Il Cuso resta in punta, va con il consegnato per Jerome Dyson, su cui resta Gibson, il raddoppio con l'aiuto energico di Deseu. De Vecchi, c'è spazio per Cousin, De Vecchi invece va da Sacchetti che prova ad andare di tocco da Chessa. Veder girare la palla in questa maniera un piacere per gli occhi, fondo della retina per Chessa che trova una bella tripla. Bobby Jones, Sassari ancora voglia di difendere. Deseu, la finta su Chessa, può andare vicino al canestro, resta anche lui su tanto, poi non si accorge che Cousin non è in possesso di palla, se la ritrova tra le mani, dando altri 14 secondi all'attacco di Roma. La schiacciata di Gibson ancora per il suo compagno belga. Trici, linea di fondo, palleggio e passaggio. Molto intelligente, poteva anche cercare l'arresto e tiro, ha preferito il passaggio per il compagno più libero. Dyson perché sa 4 minuti ancora da giocare in questa partita e sono già 82 i punti di Sassari, con Mio Sacchetti che sta ormai di fatto risparmiando tanto Brooks quanto Logan, Shane Laval, Rakin Sender, Sosa. È infinito il roster, contando, Stefano, che ci sono anche l'eterno Manuel Vanuzzo, anche per lui come per De Vecchi nona stagione a Sassari, quella che sta per iniziare con contratto rinnovato alla soglia di 40 anni, e anche il giovane Amedeo Tessitori roster che lungo in questo tipo di situazione dovrà sicuramente andare a cercare la possibilità di giocare. Ragazzo del 94, il quale Dinamo ha fatto un investimento a lunga scadenza, bisogna assolutamente di andare a giocare per crescere anche atleticamente. Un ragazzo che sa giocare a pallacanestro deve alzare la cifra atletica. 5 anni l'investimento della società su di lui, giocatore che un paio di stagioni fa, quando è stato preso dalla Dinamo, volevano di fatto tutte le maggiori squadre. Brava Sassari a portarselo a casa, una stagione a Forlì, coach se non ricordo male per lui, poi ritorno qua lo scorso anno, convocazione anche per lo Star Game importante da parte di Simone Pianigiani. Per Amedeo Tessitori 16 partite ne ha giocate l'anno scorso, 12 in Eurocup. Ma come dici giustamente, con le ambizioni quest'anno di questa squadra ha bisogno di fortificare la sua esperienza, il suo minutaggio e anche il suo stato fisico, come giustamente detto poc'anzi. Perché nella crescita di un giocatore, al di là del lavoro che fai, 2,8 di 20 anni però, ricordiamolo. Durante la settimana c'è la crescita che ti dà la partita a livello di consapevolezza, ovviamente. Sacchetti facile al ferro, Bobby Jones non interviene, arriva però l'errore del figlio di coach Neo Sacchetti, altro giocatore
importante lo scorso anno, per lui questa sarà la quinta stagione a Sassari, l'anno scorso 39 partite con il 61-2 e il 38-3, super tiratore dei tiri liberi, l'anno scorso 41 su 43 in campionato, 13 su 14 in Eurocup. Trici vuole andare fino in fondo, De Vecchi prova a contestargli anche questa, perché in difesa se non si dà il 200% non è contento. È vero che Roma adesso è lì a meno 16 dopo che era stata sotto di 26 nella partita. Comunque a 2:30 sembra decisamente indirizzata per portarci verso una finale che era dai più attesa, ovvero quella tra Milano e Sassari. Cusina adesso raccoglie e ringrazia per l'assist di Massimo Chessa, questa bella palla sopra il ferro, molto bene come Chessa, tante volte gli abbiamo visto fare in questa estate azzurra. E Jim vuole andare da Deseu, su cui resta Sosa che è stato ributtato sul parquet. Bravo Chessa a ruotare difensivamente per entrare in possesso di palla con questo bel recupero. Meno di 2 minuti alla fine, poi Sassari potrà raggiungere le A7 in finale di Supercoppa. Vi ricordiamo già da adesso l'appuntamento per domani dalle 19:55 circa, sempre su Rai Sport 2. Chessa è entrato in questa partita con tanta voglia di ritagliarsi il suo spazio e se lo sta prendendo con tanto merito. Dicevamo ampio prepartita per quella che era la finale più attesa, la più gustosa certamente da potersi godere domani. Trici arriva con la facile schiacciata a una mano al ferro, aumenta il suo bottino personale, il migliore certamente di Roma questa sera per intraprendenza e non solo. Gibson è arrivato a quota 10 per Trici, questo canestro vale il punto numero 21 e tra l'altro è il miglior marcatore di tutta la partita, perché quelli di Sassari, come già dicevamo nel primo tempo, hanno distribuito i vari canestri. Bravo in questo caso Cusina a far saltare i difensori avversari. 13 per Dyson, 13 per Brooks, 12 per Sosa, 9 per De Vecchi, 8 per Chessa, 7 per Todic, 8 per Logan. Il Cuso adesso arriva a quota 6. Sono tanti quelli Sassari, bisognerebbe per dirli tutti, sono davvero tanti. E anche questa è una cosa su cui Stefano Sacchetti dovrà lavorare quest'anno, su cui era stato meno abituato gli anni scorsi, distribuire i minuti che sono sempre gli stessi con più persone. L'anno scorso, lo sappiamo, anche per filosofia e per scelta, i minuti erano distribuiti molto più sui soliti noti che non sui panchinari. Del resto con stagioni da 80 partite e la ricerca dell'aumento dell'intensità del gioco, questo sicuramente è un lavoro che lo staff tecnico come Sacchetti andranno a incidere giorno dopo giorno. Il belga, ancora il belga a canestro. Oltre i 70 punti, a quota 71 la CEA. Dalmonte manderà in archivio questa esperienza in questa semifinale. Uscirà invece contento da questo palazzetto dopo la grande serata e le grandi emozioni. Travis Denner, che il nostro Roberto Cabutti ci ha mostrato ancora una volta in tribuna. È tornato per 3 giorni, è stata ritirata la maglia, grande momento, e vede i suoi ex compagni arrivare in finale della prima competizione che mette in palio la Supercoppa. Sosa finisce con la palla in mano, 89-73, al di là dei 16 punti con cui finisce questa partita. Un dominio iniziato fin dalla palla 2 per Sassari, che dunque raggiunge Milano in finale. La pausa ce la prendiamo subito e poi il commento ancora con coach Stefano Michelini qui dal Pala Serra.